pam. Buongiorno, 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 buongiorno Barletta. Ehi, Yes. Spider-Man. Buongiorno amici. Oggi è mercoledì 7 aprile. Giornata particolare oggi, ragazzi. Particolare perché oggi ritornano i bambini a scuola, finalmente, almeno fino alle prime medie torneranno a scuola. Speriamo che gli altri ci raggiungano, perché ci vuole la comunità dello stare insieme, perché questi ragazzi a mio avviso stanno impazzendo, perché stanno solo 24 su 24, per modo di dire, sui computer e non c'hanno. Ciao Michele Gattuso, da oggi ti chiamerò Michele Gattuso, Michele Gattuso. Ciao Michele, buona giornata a te. Isabella Mennea, buongiorno. Guarda la canzone che così bella, che come mai non se la lascia. Vedi, il sole vuole uscire, non vuole uscire, il mare è un po' agitatello, vedete? Oggi vi ho portato al mare nella mia car. Ciao Biagio, buongiorno da Milano. Ciao Biagio. Oggi ho portato il sogno alla fantasia, la penso sempre, è tutta la vita mia. Che bello, che aria pulita del mare, lo iodio. Ah, voglio bene assai. Dici d'Angelo voglio. E oggi è un po' nuvoloso, spero che non sarà uggioso, ma nuvoloso è. Il sole oggi non vuole uscire. Allora, un appello agli amici padroni di cani: cercate di mantenervi, quando fa la cacca, di tenere la busta e la palettina oppure la mano, di buttare la cacca negli appositi bidongini, oppure di trovare il primo bidoncino e buttarlo, perché continuiamo a vedere sempre cacca di cane, perché il cane non è il cane sei tu che sei padrone, che sei titolare del cane, che lo dovresti mantenere ad hoc se sei una persona corretta, educata e pulita. Ha capito il Zavos? Perché voi chi che fare quelle cose che non puliscono siete solo dei zivosi, barlettano zivosi. Perché ha bisogno di una bella sedia, un po' rovinatuccia, però ragazzi qua c'è una bella poltroncina. Ah, mamma mia, non venite che fa schifo proprio. E buongiorno a Rosa Tedeschi, buongiorno a Sabino di Cataldo, grande amico mio. Ciao Sabino, ti posso garantire una cosa, caro Sabino, oggi c'è una bella notizia. Oggi ti do una bellissima notizia, Sabino. Quel discorso di Pietro Mennea lo stiamo prendendo di petto e vedrai che avrai delle belle novità. Il giorno che tornerai a Barletta ti aspettiamo. Poi se mi hai capito, mi hai capito.
ecco i cani, io non mi permetterei mai di dire che tutti sono uguali, sia ben chiaro, perché c'è veramente gente che ha i cani e fa il proprio dovere, e io non è che gli dico grazie, perché è un dovere, è un dovere di cittadino o di persona corretta che dovrebbe pulire i loro bisogni, cioè non dovrebbe, deve, cioè deve. Ecco perché è una guerra persa, perché se uno jenza vaus, c'è un ezzazzos, e questo è il discorso. Ecco qua, andiamo alla Lidl, volete venire a fare una spesa con me? Siamo vicini alla Lidl. Ragazzi, qua faremo un grande supermercato, proprio accanto al nostro mitico castello. Mamma mia, guardate come stanno lavorando, non vedono l'orga, non stai più niente, fatica al motor, alberi buttati. Ok, tu, ma perché vuoi me fare anche la stessa, non lo so per il show, tu come tu, la stessa ora, non lo so per il show, guardate che spettacolo, questo è uno spettacolo vero, ragazzi. Gli altri vi faccio vedere qualcosa, vedete un po' voi e giudicate voi, vedete tutti, questo qua ci verrà Lidl, cioè ragazzi, di fronte abbiamo il castello, il mare, e metteremo un bel supermercato in questo posto, ragazzi, è da complimenti. Poi gli alberi che ci vedete che due alberi sono rimasti, sono stati tutti abbattuti, e che dire ragazzi. E poi il problema è il falò a Barletta, cioè per un giorno il falò non si fa, perché inquina, perché tante cose, perché le tradizioni ormai si fanno fottere, però queste cose si fanno tranquillamente, perché capito Barlettano numero uno, noi siamo i numeri uno a Barletta, perché noi guardiamo il falò, guardiamo le puttanate, ma sti cose ne guardiamo, perché poi la cosa, io ieri ho visto la trasmissione in differita, l'ho vista, cioè la cosa da ridere, cari amici barlettani, ma sapete qual è la cosa? Che nessuno sapeva niente, cioè, ma veramente, ma io ci credo che il sindaco non sapeva niente, gli assessori non sapevano niente, cioè qui stiamo in mano ai dirigenti si alzano la mattina, cioè non dicono, vedi che noi siamo a fare un fetto, si può fare, si può fare, va bene, ma che un primo cittadino non sa che cosa succede nella sua propria città, cioè, ma non perché è negligenza del sindaco, perché io non voglio difenderlo al sindaco, ma io sono convinto di questa cosa, che le cose si fanno alla carlona, si alza la mattina e va bene, e noi tutto va bene. Madonna, non si faccia. Barlettani, ribelliamoci, questa è una cosa bruttissima ragazzi, perché il problema è questo, il problema grande di questa cosa che noi non vogliamo capire. Non è che noi non vogliamo che apra la Lidl, perché fosse la Lidl, fosse Ipercoop, fosse Oceano, forse Galeno usa l'umile, a me non me la frega niente, ma una scala, cioè voi immaginate una scala e un parco oppure un anfiteatro qui giù, qua diventa veramente una cosa stupenda, un fiore all'occhiello. Ma perché noi non dobbiamo migliorare questa città? Perché? Cioè, il motivo è perché non dobbiamo migliorarla. Ma io quello che voglio dire, cioè qua ognuno si alza la mattina, fa quello che vuole, il condono non esiste più, però alzano i palazzi, buttano a terra qualsiasi cosa, cioè, siamo un po' veramente vergognosi in questo articolo, diciamo, dai, in questo articolo, vabbè, però
Non lo sapeva Mary non sapeva, Mary non lo sapeva, io ci credo perché ho parlato, io personalmente, io e Enzo De abbiamo parlato con il sindaco, perché siamo andati a rimproverarlo e ci ha detto pane pane, vino vino, però è una sua negligenza, sia ben chiaro. Però perché i dirigenti non avvisano, non fanno niente, cioè non dicono, cioè non è alla luce del sole, capito? Però il falò dà fastidio, il falò. Vabbè dai, meglio io certe cose meglio che non parlo perché veramente. Però vi posso dire una cosa, cari amici, che venerdì sera alle 9:30 parleremo proprio di questo, faremo una diretta dopodomani, faremo una bella diretta con ospiti, con persone che stanno combattendo per non far sì che ritorniamo nel ridicolo, perché secondo me fare un supermercato là è veramente ridicolo, Va bene, dai, buona giornata a tutti, vi auguro un buon mercoledì e soprattutto un mercoledì calcistico, spero per me gioioso, e corregate la Juventus. Ma perché Dill una volta solo. Ecco qua, facciamo il caffè e ce ne andiamo, dai, non sulle strisce come ieri. Mary, parli tu, Mary, che devo fare, Mary? Io lancio la bomba, poi vediamo, capito? Bene ragazzi, vi devo andare, buona giornata a tutti, vi auguro il meglio del meglio, vi voglio bene, ciao!